dopo ve ne parlerà l'assessore Lanzarini in maniera più ampia, però non possiamo anticiparvi le linee guida perché vogliamo anche, nel rispetto del Comitato Tecnico Scientifico, attendere il parere. Entro lunedì si chiude la partita delle case di riposo, dei centri per disabili rispetto alle visite, ovviamente con una proposta molto più agile e leggera rispetto a quello che è l'ingresso dei familiari da un lato nell'andare a far visita e dall'altro della presa in carico di nuovi ospiti. Voi sapete che noi abbiamo anche i nuovi ospiti, sapete che di fatto la macchina si è fermata con febbraio e quindi abbiamo un arretrato anche di presa in carico di pazienti, o meglio di ospiti che dovevano entrare nelle case di riposo sufficienti, non autosufficienti oppure in grado di gestirsi e che verranno ovviamente presi in carico. Stiamo parlando di 30.000 ospiti nelle case di riposo, stiamo parlando di 300 case di riposo in Veneto e di oltre altri 30.000 operatori. Quindi la massa critica è importante. L'assessore Lanzarini ha fatto un lavoro assolutamente strepitoso, considerate che è stato un lavoro di tessitura tra quello che sono le esigenze delle famiglie, degli ospiti, le esigenze del mondo, diciamo, della gestione delle case di riposo. Vi ricordo che non dipendono da noi le gestioni, e poi non ultimo tutto quello che è il tema del Dipartimento della Prevenzione, quindi il tema sanitario, perché se c'è una preoccupazione nelle case di riposo è la nascita di nuovi cluster, no? Quindi che ci partano nuovi focolai. In generale poi dopo a volo d'uccello l'assessore Lanzarini cercherà di dare un quadro anche degli incontri avuti. Su questo lunedì dovremmo avere il parere del Comitato Tecnico Scientifico e quindi la realtà, diciamo, di natura clinica, epidemiologica e sanitaria più autorevole che ci sia, in maniera tale poi da provvedere fondamentalmente a risolvere i problemi che molte gestioni hanno anche da un punto di vista procedurale e di responsabilità. Cosa è successo? Dice che non si sente bene in TV. Antenna 3. Antenna problemi di audio. Ah, è venuto a dirmi che non si vede in TV? Oh, qua, dal produttore al consumatore, cioè qua non si perde, a chilometro zero addirittura. Direttori generali delle ULSS. Non è che voglio cambiare, scadono. E quindi è stata avviata la procedura. Ovviamente ogni singola posizione ha una sua storia, no? Ci sono quelli che sono in età ormai da pensione, chi ha maturato i requisiti, eccetera. Poi queste cose le vedrà chi sarà titolato a farlo e quindi la nuova amministrazione. Però noi abbiamo l'obbligo di aver attivato e di attivare la procedura è ufficialmente attivata e quindi avviso tutti che l'avviso è pubblicato sul BUR, dura 30 giorni, quindi tutti coloro che hanno titolo per fare il direttore generale dell'ULSS possono candidarsi, poi ci sarà una commissione nominata dalla giunta regionale che avrà un rappresentante dell'università, del mondo accademico, dice, un rappresentante della regione e un rappresentante dell'Agenas, quindi forse la commissione la faccio io direttamente, no? Oppure la giunta, non mi ricordo, ma è ininfluente, nel senso che ci saranno, e sarà una commissione che non è che dice tu sì, puoi farai il direttore, è una commissione che valuta i requisiti, cioè valuta che darà al Presidente della Regione una short list, o una lista completa, di tutti coloro che hanno titolo per fare il direttore. Sì, che devono essere dentro nell'elenco nazionale e che si sono dichiarati disponibili per fare il direttore in Regione del Veneto. Stiamo parlando di 9 ULSS e 2 aziende ospedaliere, perché vanno tutte in scadenza. Scusi, e lo IOV, scusate. Lo IOV. Sì. Riguarda anche il direttore generale Mantoani? No, il dottor Mantoani non c'entra niente. Procedura completamente diversa. No, è un segretario regionale come ragionassimo dei capi dipartimento, no? C'è l'ambiente, c'è la sanità, no, non c'entra niente il dottor Mantoani con questo. È fatto bene chiederlo, magari qualcuno non dia altre interpretazioni. Qui stiamo parlando di direttori generali,
31 dicembre il Presidente della Regione, o prima del 31 dicembre, presenterà la lista dei nuovi direttori generali. Quindi 30 giorni da oggi, se non ricordo male, quindi parte da oggi, è pubblicata oggi, e chi vuole mettersi a disposizione non deve fare altro che ovviamente mandare la sua disponibilità. E poi rispetto a questo, voglio dirvi che questa mattina abbiamo fatto il solito incontro con i direttori generali, abbiamo parlato di due grandi temi. Il tema sicuramente è quello dell'accesso alle case di riposo, quindi l'assessore Lanzarin li ha già attivati rispetto a quello che dovrà essere, diciamo, una buona pratica per fare in modo che non ci siano problemi per le visite agli ospiti, e quindi abbiamo chiesto che ci sia flessibilità, ci sia comprensione e che si faccia in modo che gli ospiti possano entrare, ovviamente da lunedì, quando avremo approvato e firmerò l'ordinanza. E dall'altro abbiamo discusso del tema delle liste d'attesa. Voi sapete che, è bene dircelo con chiarezza, sapete che abbiamo avuto parecchi mesi di assenza di prestazioni. Noi abbiamo dovuto contrarre le prestazioni sanitarie da dopo il 21 febbraio, per mesi abbiamo dato una contrazione estrema, tranne che per gli oncologici e le cose urgenti. Ovvio che adesso noi abbiamo gli indicatori di giugno, ve li posso dire, ci dicono più 50% rispetto al giugno dell'anno scorso. Quindi è inevitabile, nonostante si stiano aumentando le linee telefoniche, si stia facendo il diavolo a quattro, è inevitabile che se tu hai migliaia, ci sono call center che hanno circa 10.000 telefonate al giorno, capite che far fronte a tutta questa massa di attività che arriva non è una cosa facile. Chiedo un attimo di comprensione, perché è come l'alluvione, no? Fino a un certo punto l'argine trattiene l'acqua, oltre a un certo punto tu puoi imprecare, dire quello che vuoi, ma se c'è più acqua della portata, l'acqua esce dagli argini. Siamo in una fase nella quale non è facile gestire la mole di richieste di prestazioni, ma se potessimo fare una considerazione, abbiamo meno difficoltà a gestirla sul fronte sanitario della prestazione, ne abbiamo di più sul fronte della prenotazione, perché il collo di imbuto a livello di telefonate è un collo di imbuto importante per molte ULSS, e questo ci tenevo a dirlo. Ho chiesto anche ai direttori che facciano un punto della situazione la prossima settimana, dobbiamo ricordarci di questo, magari con un punto stampa ad hoc, che vi danno un po' di numeri in modo tale che possiate anche avere, e i cittadini possano avere anche una dimensione dei flussi, perché io mi metto nei panni del cittadino che chiama il CUP e non risponde, dopo 2 o 3 tentativi uno di certo gli va la bile di traverso, gli si diventano gli occhi pieni di capillari e comincia a incazzarsi col mondo intero. Ci sta, però voglio anche ricordare qual è il problema, che c'è un collo di imbuto che oltre un certo limite non si riesce a sostenere, cioè abbiamo accumulato in un mese, che è quello di giugno, almeno un quarto delle prestazioni di un anno, è quello che sta accadendo. Quindi chiedo un po' di comprensione, la bacchetta magica non c'è. Poi abbiamo parlato anche di alcune attività di predisposizione rispetto al tema turisti. Sul fronte turisti noi sapete che ci impegniamo a garantire la quarantena ai turisti che dovessero diventare positivi in Veneto, e quindi abbiamo confermato con i direttori il fatto che noi abbiamo fatto una delibera e un recepimento di un accordo con Federalberghi per avere delle strutture ricettive da dedicare ai turisti, quindi abbiamo dato questa informazione. E chiudo ricordando un paio di cose. Intanto saluto l'amministrazione e il sindaco Pavan di Bassano. 40ª edizione di Opera Estate Festival di Bassano è iniziata ieri, hanno dato l'avvio. Volevo ricordare ai cittadini, insomma, che c'è questa grande manifestazione su Bassano, fai 40 anni, lo dico a tutti quelli che quando parlano di Veneto pensano solo che ci siano, che si pensi solo cioè che si pensi a tutto fuorché alla cultura. Qui c'è un'iniziativa che ha 40 anni di storia, Opera Estate Festival. Poi facciamo gli auguri a Damiano, ve lo ricordate Damiano? Il bimbo di 12 anni delle uova, che oggi fa gli anni, quindi facciamo gli auguri. Quindi auguri a Damiano. Ringrazio
il signor Renzo Tonon, che è qua tra il pubblico se non ricordo male, eccolo qua, che ha regalato 1 migliaio di penne alla protezione civile, e Giuliana Fontanella, che ha visto l'appello sulle ciliegie, vi ha mandato le ciliegie e quindi ce le avete dopo. Ma magari non sarà fantastico, però è un atto di generosità. No, tu l'hai detto come per dire cosa ne frega del Salese. È la ciliegia della Valle del Chiampo. Perché? No, perché è una nuova Dio, cos'è? Beh, è un IGP se non ricordo male. E poi volevo dirvi di un paio di lavori di bimbi, c'è lo facciamo vedere Federico, questo andrà anche questo nella mostra, è una scuola, la scuola d'infanzia di Camino d'Erzo, ha mandato questo collage e questo lavoro, quindi ringraziamo i bimbi e ovviamente gli insegnanti e le educatrici. E poi Nicolò Gava di San Fiore, 8 anni, ci manda questo disegno, e poi abbiamo altri disegni. Fra l'altro vorrei dire ai genitori, se fanno la cortesia, quando ci mandano i disegni, di magari metterci anche una frase che si autorizza poi alla pubblicazione, all'esposizione, perché poi abbiamo difficoltà. Saluto Francesca Carollo, che è una vostra collega, che ha editato questo libro Donne in prigione si raccontano, e voglio ricordare che chi lo compra, i proventi vanno tutti in beneficenza, e ricordate che stiamo parlando di donne che abbiamo ospitato anche alla mostra del cinema, donne che hanno storie tragiche, importanti, che si raccontano in questo libro. Donne in prigione si raccontano, quindi lo si può trovare online, quindi facendo anche una ricerca, è già stato recensito da tante realtà. Domande, ragazzi? Ciao. Ma penso loro abbiano bisogno del microfono. Beccane uno, quello di Marco, guarda. Presidente, buongiorno. Ciao. Le faccio una domanda in ottica sanitaria. Dunque, oggi c'è stata a Venezia la protesta dei neomedici che lamentano che dopo l'emergenza sanitaria non è stato fatto niente nonostante le promesse per i fondi per le specializzazioni. E poi le farei un'altra domanda di politica, il sì del Senato al decreto che accorpa insomma le prossime elezioni, la finestra potrebbe essere il 15 settembre, 15 dicembre, ma l'orientamento del governo resta per le elezioni il 20 di settembre. Le chiedo queste due cose. Sì, mi dice l'assessore che li ha sentiti stamattina. Noi peraltro finanziamo le borse di studio, quando sono 90 borse di studio per quasi 10 milioni, 10 milioni di euro. Però vorrei ricordare che loro hanno ragione, perché noi abbiamo un tema importante che è quello che le borse di studio, voi capite che devono aumentarle a livello nazionale, perché se no non ne veniamo fuori. Oggi c'è una richiesta spasmodica di medici specializzati, abbiamo un sacco di professionisti laureati e abilitati. Abbiamo portato il medico che ha salvato la vita alla signora in treno, no? Lui è un medico laureato, abilitato, ma ancora non si è potuto specializzare. Questo è la punta dell'iceberg, no? Quindi hanno assolutamente ragione. Noi poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Se il governo decidesse di triplicare, quadruplicare le borse di studio, posso garantire che la Regione del Veneto rinuncia alla sua quota a parte di fondo sanitario se ci fosse una chiamata, diciamo, di solidarietà, se il problema sono i soldi. Però mi sembra di capire che si discute tanto ma si fa poco su questo fronte, quindi hanno assolutamente ragione. Stiamo parlando di medici, Voglio anche ricordare che questa regione ha assunto 500 medici laureati, abilitati ma non specializzati, cioè molto probabilmente qualcuno dei ragazzi, dei signori, io li chiamo ragazzi, insomma sono ancora giovani, spesso sotto i 30 anni, che manifestavano, molto probabilmente magari qualcuno era uno dei nostri 500 che abbiamo assunto. Io resto convinto del fatto che la specializzazione, la specialità non debba essere contestata, come si può dire, è sacra, però è pur vero che non possiamo dire che un medico laureato abilitato è un pericolo pubblico, come dice qualcuno. Cioè, penso che di mezzo ci stia anche il buon senso, e questi medici lo dimostrano, ad esempio salvando la vita delle persone. Non è che la signora ha chiesto se aveva la specializzazione, si è fatta fare il massaggio cardiaco e l'ha salvata. Per quanto riguarda la finestra, come l'hai chiamata, dico che c'è la finestra, ma non abbiamo capito quanto grande è il pertugio, no, della finestra. Se è 20 settembre, oppure guarda,
sai, questo governo ne ha combinati di tutti i colori rispetto alla fissazione della data del voto. Ti ricordo che il primo accordo del decreto era 6 luglio. Siamo passati dal 6 luglio a fine luglio, da fine luglio al 6 settembre, dal 6 settembre al 15, dal 15 settembre adesso c'è questa finestra ufficiale dal 15 al 15 del 15 settembre al 15 dicembre, ma sulla carta finché non fisseranno la data potrebbe essere anche il 15 dicembre e questo sarebbe una tragedia. Considera che nel frattempo noi dobbiamo aprire le scuole. Colleghi? No. Mi pare che questo sia il tema del giorno, visto il voto del Senato, come ricordava il collega ieri, è andata, come dire, la fumata è stata nera per l'opposizione e per il pasticcio del voto in aula. Oggi appunto hanno deciso di unificare questo giorno, ma la sua proposta quale resta? Riusciamo a capirla? Per quanto... Ma non abbiamo via di fuga, il 20 settembre non c'è via, nel senso che ad oggi, fissata con la conversione del decreto, ci resta una finestra che va dal 15 settembre, che è una presa in giro, perché il 15 settembre non è sabato, non è domenica, e quindi dal 20 settembre al 15 di dicembre. Quindi la prima data utile è il 20-21 settembre. Ma lei attende che il governo gliela indichi espressamente oppure... Beh, sai, allora buon gusto vuole e leale collaborazione, anche se non se lo meriterebbero su questo fronte, che fissino questa data, si va in election day, si evitano sprechi, ci sarà referendum, ci saranno 1500 comuni che andranno a votare, ci saranno anche 7 regioni che andranno a votare. Però attendiamo ancora qualche ora, direi, di certo non mesi. Certo. Per quanto riguarda appunto i problemi, poi lascio la parola ai colleghi, di sovrapposizione del calendario scolastico, visto che sembra, ecco, non è Buongiorno. La data non è ancora stata fissata, che le scuole possano aprire il 14 dicembre e poi incredibilmente chiudere qualche giorno dopo per i 6G. L'idea di votare in un posto diverso... Mi trovo favorevole. Ecco, però c'è un problema pratico che qualche collega mi ha suggerito ieri. Lei pensa che la burocrazia italiana sia nelle condizioni di poter inviare a 60 milioni di elettori i certificati elettorali con i nuovi indirizzi dei seggi nell'arco di 3 mesi? Sono i comuni? Ecco, se questo fosse possibile probabilmente daremo una lezione di efficienza al mondo intero. In 3 mesi sì, dovremmo uscire da questa visione borbonica di mummificazione totale di questo paese e pensare che se c'è da un lato chi chiede addirittura il voto elettronico, no? Cioè, digitale, penso che tra il voto digitale e cambiare il posto del seggio ci possa stare in mezzo anche cambiare un posto, no? Questo d'accordo resta che nella testa elettorale che il cittadino ha a casa è indicato il seggio con la scuola. Vabbè, ma è probabile che... È una stampa che con la collaborazione dei comuni la si può fare. Secondo lei quindi ci sono le condizioni tecniche per poterlo secondo fare? Me sì, secondo me sapendo, diciamo, conoscendo il senso civico anche dell'amministrazione comunale sì, però guardate che a tutt'oggi io non giustifico il governo. Cioè, mi aspetterei da un governo efficiente oggi un decreto che fissi la data del voto. Cioè, cosa stanno aspettando? Colleghi, qualcuno vuole intervenire? Forza che dopo scampo. Okay. Presidente, io le faccio una domanda su quello che è successo ieri con la bocciatura del bilancio del porto di Venezia, perché naturalmente è una polemica che ha varcato anche i confini regionali, che oramai è diventata politica, soprattutto per il fatto che ci sono 150 lavoratori del porto di Venezia e di Chioggia che rischiano di non avere gli ammortizzatori sociali che avrebbero avuto con gli avanzi di bilancio del porto e anche i fondi per aiutare le imprese che sono in questo momento in difficoltà. Ma guardate, il porto ha una sua gestione, un comitato di gestione. Ho visto ieri sera un comunicato stampa di chi ha votato contro, ha dato delle spiegazioni. Penso che il Presidente Musolino, anche i revisori del conto, può assolutamente controbattere. Leggo dalle dichiarazioni dei 2 rappresentanti, uno dei quali l'ingegner Campitelli, che è il nostro rappresentante, che il tema era stato affrontato più volte e si trascinava da mesi. Ho visto argomentazioni che non mi sembrano proprio campate in aria, che adesso si voglia far credere che questo non voto mette in discussione cassa integrazioni e altri aspetti del genere. Ho l'impressione che sia un po' esagerato, nel senso che i lavoratori hanno diritto alla cassa integrazione, non è che se un'azienda non ha votato il bilancio non si può provvedere, cioè non è che si chiuda il porto, semplicemente
immagino, guardate, magari dico anche una cretinata, immagino che ci possa essere anche una riconvocazione, però guardate, io ho letto il comunicato stampa e vi do la mia parola d'onore, con l'ingegnere Campitelli non ho mai parlato, e vi posso, cioè, leggendo il comunicato stampa, insomma, di argomentazioni ne ho viste, non mi sembra ecco, e toglietevi dalla testa la regia occulta o altre menate, perché chi mette in campo discorsi di regie, di politica, di certo forse probabilmente dovrebbe andare a leggere quel comunicato stampa che a me sembra molto chiaro. Il Presidente Musolino nel suo pieno ruolo e nel suo diritto può assolutamente rispondere punto su punto al comunicato. Beh, Presidente, visto Cioè, che... scusatemi, allora, scusami Albino, No, prego, prego. allora, delle due l'una, no? Se le amministrazioni votano sempre tutto, c'è sempre da dire che sono tutti appiattiti, che non c'è mai, c'è la politica, il grande fratello. Adesso abbiamo avuto 2 consigli di amministrazione che hanno dei curricula da paura. Andate a vedere l'ingegnere Campitelli cosa ha fatto nella sua vita. Personalmente si mettono di traverso su un voto, e questa non è gente che la chiami e ci vota contro o vota a favore, perché io non nomino gente così. Io dico bene, hanno fatto il loro mestiere. Se dopo fare il proprio mestiere vuol dire votare sempre tutto, allora capite che se l'Italia va male anche per qualcosa. Com'è stata secondo lei la gestione del porto da parte di Musolino? Ma guardate, cioè io guardo da fuori, nel senso che il porto è stato gestito, ma qui c'è un tema di bilancio e mi sembra anche dal comunicato che non siano tecnicismi proprio buttati lì, cioè si parla di risorse, di accordi, quindi se due consiglieri, li chiamo così, 2 membri del comitato pongono una questione, se io fossi Musolino direi bene, io controdeduco punto su punto, chiamo in causa il collegio dei revisori del conto che diranno la loro, perché lì ci sono anche i garanti, no? Ma a tutt'oggi c'è solo la voce di chi ha votato contro. Ripeto, noi cittadini siamo chiamati a rispettare le scelte del Consiglio e a valutarle secondo poi il dibattito che ne esce, ma lasciate fuori la politica da sta roba. Io non so se... Prego, volevo... C'era Marco forse? No, sì, un secondo poi lascio la parola. Volevo chiudere questa parte politica, Prego. Visto che lei abbiamo parlato di elezioni, di questo scenario. E anche oggi i giornali, nel caso particolare Repubblica, ha un sondaggio con poi l'analisi di Ilvo Diamanti, da cui emerge che il gradimento di Luca Zaia resta altissimo e arriva al secondo posto dopo appunto Giuseppe Conte che è al 65% di gradimento, lei è al 56%. Ecco, lei continua a ribadire che non c'è nessun problema di leadership, certo. Questo l'abbiamo sentito, però resta un problema che la coalizione di centrodestra che sta decidendo le candidature nelle 6 regioni non ha ancora trovato un'intesa, perché lei ha posto una questione decisiva che riguarda il patto sull'autonomia. Allora, questo non è uno dei temi analizzati da questo sondaggio, però questa è, come dire, un'opzione politica molto forte che lei ha voluto porre al centrodestra e ai compagni di squadra con cui pensate di governare il Paese. Allora, lei pensa che questo nodo possa essere sciolto e in quali tempi si augura che ciò avvenga? Ma guarda, allora, innanzitutto ringrazio i cittadini per il consenso e per la fiducia, che condivido con tutta la squadra, perché non è, ovvio, da solo non farei nulla. Squadra politica e tecnica. E non ho nessuna ambizione di fare scalate all'interno del partito nazionali. Non mi risulta che ad oggi non si sia chiuso l'accordo per colpa dell'autonomia, nel senso che il documento che io ho presentato d'accordo con Salvini è un documento che pone la questione dell'autonomia, ma oggi staranno discutendo, immagino, di un sacco di partite. Io tempo da perdere non ne ho, ve l'ho sempre detto, e quindi penso che sia fondamentale fare un percorso assieme, evitando, diciamo, già ne abbiamo tanti di nemici per l'autonomia, no? Non possono esserci in squadra i nemici, per cui chi fa un viaggio assieme a noi deve sapere che il programma del viaggio prevede l'autonomia, ma penso che sia anche, come si può, un fatto di trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno votato l'autonomia e vogliono l'autonomia, ma non mi risulta che si siano impiantati sull'autonomia. Discuteranno anche di quella, anche perché avranno, immagino, anche altri temi
importanti a livello nazionale. Guardate, il documento è un documento, a mio avviso, cioè non sottoscrivere questo documento, veramente bisogna arrampicarsi sugli specchi per trovare una motivazione, perché è in linea con la Costituzione ed è sottoscrivibile da chiunque, a prescindere dall'estrazione politica. Ve lo garantisco, ve l'ho scritto io. Quando lo vedrete capirete. Non lo vedete perché al momento ce l'abbiamo in 2 in mano. Ma le fotocopie funzionano bene. Beh, in questo caso penso di no. Altri colleghi hanno necessità di intervenire? Grazie. Lascio la parola, Marco deve intervenire? Lascio la parola al Sore Lanzarin. Vi ringrazio. I trasporti, io avevo capito che se ne parlava. Allora, trasporti, hai ragione, scusami. Ci siamo attardati in alcune Sì. previsioni che lei ieri ci aveva detto che avrebbe presentato. Hai assolutamente ragione. Faccia capire. Abbiamo scritto la bozza dell'ordinanza, è stata mandata in comitato tecnico scientifico, scusatemi se non mi sono ricordato di dirvelo, e lunedì anche questa verrà deliberata. Nel momento in cui ho il parere la firmo. Quindi oggi...